Eccellenze casearie a confronto a Istrana per il quinto concorso di formaggi e yogurt di fattoria. Un'iniziativa volta a promuovere le piccole produzioni locali che, grazie ad un successo sempre crescente, quest'anno è riuscita a coinvolgere aziende provenienti anche da oltre i confini della provincia di Treviso. Quest'anno abbiamo coinvolto numerose aziende, siamo andati fuori della provincia di Treviso, abbiamo coinvolto la provincia di Padova e la provincia di Rovigo, quindi eravamo 24 aziende. Sono stati giudicati circa 57 tipi di formaggi e una ventina di yogurt. In questo concorso facciamo il 30% di Casio Venete. Tra i premiati dalla giuria di assaggiatori ONAF, le aziende Borgoluce di Susegana e Alla Vaccheria di Campagna Lupia per la categoria yogurt, Pontevecchio di Vidore e Milk and Cheese di Rubano, rispettivamente per le categorie formaggi a pasta molle e dura. Primo premio per il miglior formaggio di fattoria invece ad un'azienda agricola di casa, la Tre Comuni di Istrana, che ci svela il suo segreto di produzione. Il formaggio si fa in mangiatoia, dicono i vecchi casari, vale a dire dando un ottimo prodotto alimentare ai nostri animali otteniamo un'ottima qualità del latte e di conseguenza un'ottima qualità dei prodotti finali. Ecco così che conquistiamo la fiducia e il palato dei nostri clienti più affezionati. Ad accompagnare le premiazioni una cena servita dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, che hanno anche curato il menù a base di prodotti locali, degustati insieme ai migliori vini del consorzio Asolo Montello, tra cui il Montello Rosso di OCG e il Prosecco col Fondo. Il vino migliore rimaneva come ultimo della vendemmia e rimaneva un po' dolce. Allora in primavera, nella settimana santa, prima che venisse caldo, era la tradizione di imbottigliare il prosecco che poi in bottiglia sviluppava lo zucchero residuo e faceva la fermentazione. E il fondo dato dai lieviti della fermentazione che poi completata la fermentazione rimanevano sulla bottiglia, rimaneva all'interno della bottiglia. Un concorso che valorizza le produzioni tradizionali del territorio e che ora da Istrana guarda a tutto il Veneto. Questo grazie al sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso e alla promozione congiunta con Aprola, l'associazione produttore di latte del Veneto, che da sempre appoggia l'iniziativa. La Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso è sempre stata vicina alle iniziative del territorio, ha sempre sostenuto le iniziative a sostegno dell'economia locale ed è per questo che si caratterizza da oltre 130 anni nella nostra zona. Siamo in un comune nel quale l'agricoltura è ancora sentita tanto, nel quale gli amministratori alla fine vogliono fare qualcosa per questo settore che in tanti posti non è più riconosciuto come un settore produttivo. Noi dobbiamo essere grati a queste amministrazioni che ci danno una mano per salvare le nostre aziende.